L'11 novembre, festa di San Martino, una data che rievoca storia, tradizioni, curiosità. Noi siamo a Villa Negri, a Romano de Zelino, in una location suggestiva perché che cosa succedeva qui, sindaco Simone Bontorin? Qui qualche anno fa, qualche decennio fa, avremmo assistito, e vedete alle mie spalle la splendida cornice della Barchessa di Villa Negri, a un via vai di quelli che erano i mezzadri che venivano a trovare il proprietario dell'area, il proprietario della propria campagna, e venivano a rendicontare e riconsegnare quello che era parte del raccolto. Una data, quella dell'11 novembre, che dunque coincideva con la scadenza dei contratti d'affitto dell'anno agrario e dunque capitava spesso di dover fare San Martino, cioè raccogliere le proprie cose e andare via. Far San Martino significa far trasloco, significa valigie, laddove appunto il contratto non è andato a buon termine. La cosa singolare è che aveva un effetto domino, perché il fittavolo pagava quello che doveva pagare, ovviamente non i soldi ma con i prodotti, con il raccolto, e se non ce la faceva copava anche al mastro, ahimè. E poi andava a saldare i vari debiti, i debiti in giro col Munaro, col Favro, col Marangon, e anche loro a loro volta avevano questa sorta di chiusura di bilancio. Quali sono le altre curiosità legate a questa festa, a questa tradizione? Beh, a San Martin se magna il gaeto e col vin, e poi ovviamente a San Martin il mostro diventa vin, è inevitabile allora berci un buon bicchiere assieme alle castagne, ma mi raccomando, maroni e vin novo, scorrede de fogo.